Hanno dato esito negativo i 18 tamponi processati nella notte a completamento del contact tracing avviato dal Dipartimento di Prevenzione di Ulsuno dopo la scoperta dei casi di positività riscontrati in 2 lavoratori dell'Eurobrico di Feltre. Nel punto vendita coinvolto nel focolaio epidemico stamattina c'è stata un'ispezione del personale dello Spisal che non ha evidenziato elementi di criticità e pertanto nelle prossime ore l'Eurobrico sarà a riaperto. Nessun provvedimento è stato disposto invece per un altro negozio nel quale lavora una delle 6 persone coinvolte nel focolaio epidemico, visto che gli accertamenti hanno dato esito negativo. A Feltre abbiamo avuto un piccolo focolaio epidemico, vediamo questi focolai in tutti i paesi nella fase di coda pandemica, che ci ha portato ad indagare e quarantenare un numero abbastanza consistente di persone. In particolare, in prima battuta abbiamo eseguito 25 tamponi con le 4 positività di cui abbiamo parlato e successivamente ieri altri 18 tamponi che fortunatamente sono risultati tutti negativi. Ci avviamo quindi verso la normalizzazione. Non è però il momento di abbassare la guardia, dice il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, che invita i cittadini ad attenersi ai comportamenti corretti dettati dalle disposizioni normative. E però oltre al distanziamento sociale, alla mascherina stabile, alla sanificazione delle mani, c'è un altro aspetto da tenere bene a mente e che purtroppo continua ad essere sottovalutato. Chiunque abbia sintomi respiratori anche lievi, mal di gola, tosse, febbre, non deve andare al lavoro, deve rimanere a casa, deve chiamare il proprio medico di famiglia, valutare la situazione, se necessario eseguire un tampone, perché queste persone potenzialmente hanno una coda epidemica, possono avere il virus Covid-19 e possono causare piccoli focolai epidemici dei quali certamente non abbiamo bisogno.